La giornata parte la mattina presto, ci si alza all'alba e si arriva in campagna con i dipendenti quando c'è la raccolta, con io e i miei fratelli invece quando ci sono a fare i lavori invernali. E si arriva in campagna, si parte per il periodo invernale, facciamo la potatura, quindi forbici e trance da legno, si vanno a tagliare tutti quanti i rami e poi si procede alla legatura successiva. Mentre durante il periodo di raccolta si parte la mattina presto perché bisogna comunque preparare col trattore e i muletti, bisogna preparare tutti quanti i contenitori per la frutta. Verso le 7, 7 e mezza della mattina arriva il personale, si incomincia la raccolta, quindi con i secchi, con i cassoni si chiamano, i contenitori di plastica, sotto le piante si staccano i frutti, si mettono dentro ai secchi, si versano nei bins. Durante l'estate invece si cerca di alzarsi presto perché dopo durante il giorno c'è molto caldo, quindi i lavori vengono fatti quando c'è una temperatura diciamo ottimale.